ringraziare tutti quelli che hanno aderito a questa mia iniziativa di fare un convegno Cleuris. Ringrazio di cuore tutti perché ho lavorato 3 mesi per sentire la disponibilità, cercare metodologie per avere più gente possibile. I numeri parlano chiaro. Ho fatto 122 maglie del convegno, un record. In questa giornata abbiamo scelto di premiare quegli sciatori che contavano nell'epoca degli anni 50 e anche prima. Quali sono questi sciatori che contavano? I pionieri di Cleuris, di Paluzza, di Trep, insomma la Carnia ne ha per tutti. Ecco perché ho voluto questo convegno Cleuris, l'ho voluto forzatamente e sono riuscito nel mio intento. Quindi adesso vi leggo una mia relazione che ho fatto, è già pubblicata sul bollettino parrocchiale dell'Ecclesia di Cleuris. Cinquantunesima sagra dei Calzons, Cleuris, piazzale Bartacai, 4, 5, 6 agosto 2017. Interessante quest'anno essere riusciti a proporre un convegno programmato per domenica 6/8/2017. Sono ritornato a Cleuris da 4 anni, proveniente da Tarvisio, e questo mio paese mi incuriosisce sempre di più. Questo piccolo centro della montagna carnica ha partorito a tutt'oggi 21 maestri di sci, chiarnieri di Cleuris. Questo non trascurabile particolare mi ha incuriosito e in un certo senso appassionato, tanto da chiedere al presidente del collegio dei maestri di sci del Friuli Venezia Giulia, Marco Del Giotto, un convegno. Quest'idea ha suscitato vivo entusiasmo e si è scoperto che i maestri di sci nati negli anni 50 e abitanti a Cleuris nell'età evolutiva hanno sviluppato infinite capacità motorie, quali destrezza, spiccato senso dell'equilibrio, tutte le capacità coordinative necessarie per diventare atleti dello sci in un ambiente naturale e in paese. Per fare ciò sono stati scelti e posti luoghi già frequentati dai nostri predecessori. Per fare ciò già allora ben 3 specialità, meglio conosciute come sci alpino, sci nordico, sci alpinismo. Al convegno parteciperanno simpatizzanti, maestri protagonisti, atleti e campioni protagonisti. Tutti gli invitati hanno aderito ad un input lanciato dallo scrivente in maniera volontaria e di concerto con i giovani cittadini di Cleuris e la polisportiva Timar Cleuris. Per dare lustro alla necessità e visibilità necessaria alla manifestazione abbiamo scelto madrina dell'evento l'olimpionica divina Manuela Di Centa. Passo la parola adesso a continuare di questa relazione che l'aveva fatta Punter Silvia, che purtroppo ci ha lasciati. Vai Luigi. Allora, buongiorno a tutti e benvenuti a Cleuris, questo convegno dei maestri di sci di Cleuris, e non solo, voluto dal nostro Olivo, dimostra ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, come lui sia sempre ancorato alle nostre radici, al paese, alla storia, si coinvolge nelle esperienze vissute e vuole lasciare in eredità tracce alle generazioni future. Sono state queste le persone che con la loro sola forza, coraggio
Proseguo nel bollettino parrocchiale Le Giunte Clevolane del 2012. La compianta Silvia Puntel raccontava la storia di due nostri pionieri dello sport dello sci. Gervasio, che per motivi familiari non è potuto intervenire, e la nostra Sara. Da qui avremo modo anche di avere ulteriori spunti per il nostro convegno. Noi a Cleulis abbiamo la fortuna di avere in paese due personaggi emblematici, testimoni dell'essere sportivi al loro tempo e come lo vivono ancora oggi, Gervasio e Sara. Un tempo era prerogativa maschile la passione per lo sport, principalmente il calcio e a seguire lo sci. Durante l'inverno le nevicate erano sempre abbondanti e mentre la natura riposava sotto una coltre di neve, i bimbi in ogni momento libero si trovavano ovunque c'era uno spiazzo, con loges, schlitines, enteipisch, doi spalz, cioè gli sci in legno, a divertirsi e a gareggiare fra loro. Dopo la seconda guerra mondiale ricordiamo giovanotti dell'epoca, Vinicio, Berto, Nelut, Livo, Milio, Attilio, Arrigo e altri ancora che si univano ai ragazzini dell'epoca sciando con sci di legno fabbricati da loro stessi. Gervasio, classe 44, già da piccolo era uno dei più dotati. Aveva la stoffa del campione, ma di carattere timido, e perciò sono stati proprio i sopracitati giovanotti del tempo a spronarlo e a dargli fiducia. Gervasio non era il solo, c'era Nivio, Vito, Golfo, Gusto, Gilberto. Formavano un gruppo che in Puligit, in Valigeles, in Taglerie, in Briei, in Tapreda Staipe avevano i loro luoghi di allenamento, di discesa e di sci di fondo, naturalmente in piste occasionali e battute da loro stessi. Gervasio ricorda ancora la prima gara a 6 anni in Tabuge di Valigeles, organizzata dalla Borgata di Placis. Ricordiamo le numerose gare in Puligit. Ai giovanotti del tempo si sono aggiunti con il tempo i ragazzi e non di rado si vedeva gareggiare padre e figlio. Ricorda sempre Gervasio che una delle prime gare vinte in paese è andato a ritirare il premio su da Dumine, in cima al paese, un pacchetto di biscotti offerto da Berto, poi diviso con gli amici. Più tardi ci fu uno scambio di atleti per le gare dei paesi limitrofi. I fratelli Gaetano, Tane, qui presente, e Armando, Nando, rimasero colpiti dalla bravura di Gervasio e lo vollero nell'associazione sportiva Aldo Moro di Paluzza. Durante il servizio di leva gareggiò assieme a Nivio nel gruppo sportivo di Courmayeur in Val d'Aosta. Nel 62 gareggiò sulla Betone in sci alpinistica, sul Monte Canin per 2 anni di fila nel 67 e nel 68, assieme a Tane e a Nando furono vincitori. Nel 69 fu chiamato a Cortina come macchinista sulla funivia, abbinato anche alla visione e battitura delle piste, e qui vi rimase per 7 anni. Continuò poi il suo lavoro più vicino a casa, presso lo Zoncolan. Quante volte salì in allenamento solitario sul Tamai prima dello spuntar dell'alba per riprendere il lavoro in orario. Il suo primo amore è sempre stato lo sci e mai lo abbandonò. In ogni momento, in ogni tempo sugli sci si sentiva e si sente tuttora appagato, felice, senza scontare i sacrifici e la fatica fatta per praticarlo. Dopo di lui, verso gli anni 70, un fiorire di atleti qua a Cleulis, supportati dalle società sportive Aldo Moro di Paluzza e Polisportiva Chimau Cleulis.
Molti di essi proseguirono l'attività agonistica nei gruppi sportivi della Finanza, Forestale, Carabinieri e Polizia, con risultati gratificanti come ad esempio Olivo, Carmelino, Romeo, Giordano, Ildin, il Roberto, Maurizio, Ivo e Bruno e altri ancora che in varie discipline si fecero onore. Così ancora oggi Gervasio, emblematico atleta pioniere nell'allargare i cerchi oltre i confini del paese, segue gli sportivi dando coraggio nelle difficoltà e mettendo a loro a disposizione la sua enorme esperienza. Per Sara, la nostra seconda pioniera, oltre alle difficoltà condivise con gli atleti del tempo, c'erano i pregiudizi dovette infrangerli, poiché fu la prima donna del paese ad imporsi in questo sport. La Sara è la quarta di una famiglia numerosa ed invidiare i fratelli maschi, anche più piccoli di lei, che potevano godersi quel po' di tempo libero facendosi una bella sciata in Chiamplum. Da lei, essendo donna, era naturale aspettarsi un aiuto in casa o nella stalla e non a perdere tempo con gli sci ai piedi come i maschi. Intanto il papà Tarcisio, vedendo la passione dei figli, comprò un paio di sci ad ognuno. Naturalmente sempre in legno, e misero così in disparte gli spalz, quelli di Titini. Sara non attendeva altro e così, prima di nascosto e poi sempre più alla luce del sole, iniziò a sciare e a competere con i suoi fratelli. Il papà comprese la sua passione per questo sport e fornì anche lei, con enormi sacrifici, un personale paio di sci. Ogni gara nei laghetti la vedeva sempre primeggiare. Il nostro Sergio, in contatto con la Fisi, venne a conoscenza della mancanza dell'elemento femminile per la gara di staffetta a Carrisio. Propose la Sara che assieme alle sue compagne primeggiarono nei campionati italiani del 69. Con la sorella Teresina ci fu un entusiasmo particolare, tanto che dopo 50 anni continuano ad insegnare ai bambini delle elementari e delle materne, trasmettendo loro la passione dei valori della vita di gruppo. Altre ragazze di Cleulis, dopo Sara e Teresina, calcarono le nevi con ottimi risultati. Ricordiamo per concludere la Giacomina, l'Evelina, la Libera e la Tecla. Grazie a tutti. La parola adesso a Manuela Licenza. Inizierà la sua. Bisogna chiudere i tendoni così siamo più sicuri. Prima di iniziare, no? Allora, spostatevi tutti al centro, onde evitare che ci si bagni. Mettetevi in sicurezza al centro, che è meglio, tutti vicino. Siamo uomini e donne di sport invernali per la maggior parte, quindi sappiamo cosa vuol dire la pioggia e la neve. Allora io vi porto il saluto. Inizierà la sua. Dovete fare in modo di chiudere quella porta di nylon perché sennò entra tutta l'acqua. Non porta, non riesce un bacio? Un bacio. Pensi. 11 punti.
saluto di bentornato anche a tutti quelli di Cleulis che vivono Sant'Osvaldo come un momento di ritorno nella propria comunità e lo fanno ogni anno con grande attaccamento per il proprio paese, per le proprie tradizioni e la storia. E un saluto di gratitudine a Olivo, ai Chianterin e a Olivo per l'entusiasmo che sempre trasmette a tutti noi nel riportare quelli che sono i momenti della vita, in questo caso sportiva, della nostra comunità, con un filo conduttore che ci porta dall'inizio, quindi dagli anni 50 fino poi agli anni nostri, con i campioni che ci sono stati, con i pionieri che hanno iniziato l'attività, fino ad arrivare a quei campioni che ci hanno fatto conoscere in tutto il mondo. Chiaramente Manuela, Giorgio, ma Venanzio Orti, Giampaolo Inglaro, Luigina, tanti. E quindi questo momento in cui oggi li celebriamo innanzitutto, ma lo facciamo in un momento di comunità che ci riporta a quei valori che lo sport ci ha trasmesso e che ci riesce a mantenendoli ben saldi nella nostra vita, a portare avanti la nostra vita immortale. Io non vorrei dilungarmi perché come è già stato detto il tempo ci sta minacciando. Io vi ringrazio veramente, l'amministrazione che rappresento, l'orgoglio davvero di rappresentare, ringrazia col cuore questa iniziativa che ci riporta tutti in una situazione di grande intimità parlando di sport e della nostra gente. Grazie e buona giornata. Grazie Sindaco, grazie. Allora, ci siamo messi d'accordo che saremo tutti brevissimi. Incomincerei con l'ingegner Palmiro Spiccotti. Un minuto, ingegnere, mi raggiunga. Fondatore, ce lo dirà lui velocemente. Grazie di essere qui. Tengo io il microfono, ingegnere. Tengo io. Buongiorno a tutti, sono un sindaco di Francia, conosco bene il vostro sindaco Massimo, perché sono venuto a Cleulis, prima di andare a Treppo ho conosciuto mia moglie a Cleulis. A Treppo negli anni 46 abbiamo fondato la società Aldo Moro. Un applauso, un applauso. E questa trasmissione dell'Aldo Moro, di tutto ciò che è lo sci, sono diventato il presidente dello sci club in Alsazia con 180 sciatori. Come l'ho detto l'altro giorno al vostro caro Olivo Pinto, che conosceva bene mio cugino Plazzotta, detto Trampolini, ho fatto venire certi saltatori di Carlisio alle gare da noi in Francia. Eravamo un paese di generaggio. E adesso voglio solo dire due parole a voi, i grandi dirigenti. Trasmettete tutta la vostra fiducia ai ragazzi. Dite ai ragazzi che non sono alla scuola dei terroristi, perché sono alla scuola dell'amore del prossimo e dello sport. Arrivederci. Grazie, una pillola di saggezza importante. Grazie Palmiro. Adesso io passerei la parola ad Emanuele Ferrari, il nostro consigliere regionale della Federazione degli Sport Invernali. Vai Emanuele. Grazie Manuela, molto velocemente anch'io. Innanzitutto vi porto un saluto della Fisi provinciale che chiaramente ha molto apprezzato questa bellissima iniziativa. Permettetemi un calorosissimo saluto naturalmente ai due campioni olimpici che abbiamo qui, a Manuela e Giorgio, che veramente penso che abbiano fatto la storia dello sci italiano e dello sci mondiale. Grazie a tutti voi per essere qui presenti, ringrazio in particolar modo Olivo e tutti i suoi collaboratori e mi permetterei di fare una proposta. Non c'è ombra di dubbio che lo sci italiano debba veramente molto a questa parte della Carnia, perché tutti voi sapete meglio di me quali sono stati tanti campioni che sono usciti qui da questa piccola parte della Carnia, quindi da Paluzza, da Timau e nella zona limitrofa. Allora bisogna dire un grazie a tutti voi. Io farei una proposta, dopo non so se magari ci saranno le condizioni per poterla mantenere. Allora Olivo è 3-4 mesi che lavora come un matto, purtroppo
forse lui si aspettava un finale un po' diverso, però il tempo ha fatto quello che ha voluto. Non so, questo prezioso lavoro che Olivo ha messo insieme, magari prevedere una prossima iniziativa dove magari potremo riuscire a fare le cose in maniera con più calma e magari senza questo tempo che chiaramente ha condizionato il finale di questa bellissima festa. Olivo, grazie di cuore da parte di tutti noi. Con molto piacere la parola al governatore del Panathlon, Mario Julian, che ci spiegherà quale speciale unione con la giornata di oggi, maestri di sci assieme al Panathlon. Sì, grazie a tutti, grazie a Manuela, soprattutto un saluto a tutti voi, anche ovviamente ospiti, organizzatori e soprattutto genitori e ragazzi che siete qui presenti. Il Panathlon internazionale raggruppa buona parte dei dirigenti sportivi, sono ex atleti, sono atleti ancora in attività, sono persone comunque che lavorano in un campo estremamente importante che è quello di trasmettere valori importanti soprattutto nei confronti dei giovani. Io ritengo che questa manifestazione, e ringrazio io particolarmente il mio carissimo amico Olivo Punte, che quando mi ha detto che faceva questo evento ho accettato immediatamente dando tutta la mia disponibilità e quella del Panathlon internazionale Area 12 Friuli Venezia Giulia. Vi porto anche il saluto del nostro presidente del Panathlon Club Alto Friuli, Ragionier Koyaniz, che momentaneamente non ha potuto essere qui presente, ma la cosa che volevo dirvi, e concludo perché è molto importante oggi fare rapidamente le cose, credo che qui dentro ci siano delle persone estremamente importanti che hanno preso come fonte di attività per tutta la loro vita quella di portare avanti un discorso nei giovani, soprattutto con il tema sportivo. Quindi io a queste persone, che sono al 99% dei volontari, io ritengo che si debba dare veramente il massimo del consenso e come genitore dico grazie a tutte queste persone che da sempre hanno dedicato per i figli degli altri tutto il loro tempo. Quindi io vi ringrazio veramente per quello che fate, allenatori, dirigenti e quant'altro, come società sportive dilettantistiche. Siamo piccoli, non abbiamo grandi disponibilità, ma facciamo un grandissimo lavoro e otteniamo grandissimi risultati. Questo credo valga la pena sottolineare. Grazie signor Sindaco per l'ospitalità, grazie ai maestri di sci e grazie a voi. Grazie. Allora, adesso la parola va a, come dire, un po' i padroni di casa, veramente. Però nella presentare, poche parole di presentazione, però devo allungarmi un pochettino, perché quando Olivo un po' di mesi fa ha cominciato a bollire su questa voglia di fare un pensiero a questi professionisti, perché i maestri di sci sono dei veri professionisti, noi abbiamo elaborato insieme, abbiamo cercato di elaborare un pensiero anche un pochino più in là a quelli che professionisti lo sono stati, soprattutto con il cuore, e che magari oggi non sono qui con noi. E quelle persone, visto che sono state la nostra storia, le nostre radici, volevamo in qualche modo averle con noi e gratificarle come meglio noi potevamo fare. Allora abbiamo chiamato il presidente, abbiamo chiamato Marco Del Zotto, il presidente del nostro collegio regionale dei maestri di sci, e con lui, e lo ringraziamo fin d'ora, siamo riusciti ad ottenere delle cose che finora non erano mai state ottenute. Lascio la parola. Presidente, a te, Marco Del Zotto. Marco Del Zotto. Grazie Manuela, grazie a tutti voi per essere qui oggi. Anch'io sarò brevissimo. Inizio con un ringraziamento a Olivo, che è stato eccezionale protagonista di questa giornata, che è iniziata con una messa che veramente mi ha toccato alle 9:30 di questa mattina, perché si è respirato aria di montagna, si è respirato autenticità, si è respirato storia della montagna, cultura della montagna. Quindi Don Tarcisio, veramente complimenti, ha fatto una messa che mi ha toccato nel cuore. Le due
riflessioni che volevo fare prima di passare alla consegna di questi riconoscimenti sono queste. La prima è sicuramente il fatto che oggi in questo tendone si sente la storia dello sci, al di là dei campioni olimpici che sono presenti, ma secondo me ognuno di noi dà un qualcosa al mondo della montagna, al mondo dello sci, ed è a suo modo protagonista. E quindi dalla storia secondo me bisogna trarre insegnamento per il futuro, per far sì che la montagna continui a vivere con i valori che l'ha sempre contraddistinta nel passato e che continui a essere protagonista del nostro turismo regionale, ma soprattutto che sia protagonista di una trasmissione della cultura della montagna, che è fondamentale per far crescere con dei valori autentici e importanti i giovani d'oggi. Quindi questa è la prima riflessione che volevo fare. La seconda riflessione è legata al futuro. La categoria dei maestri di sci è una categoria che racchiude professionisti della montagna, lo ha detto prima bene Emanuela, ma è una categoria che da sola può fare poco. Secondo me nel mondo della montagna bisogna unirsi, bisogna stare molto più vicini tutti quanti. Siamo un territorio molto piccolo, siamo una regione veramente piccola anche dal punto di vista territoriale, e allora insieme alla FISI, insieme alle istituzioni della montagna, alle amministrazioni, alle categorie professionali, mi riferisco ai maestri di sci, ma non dimentico le guide alpine, che magari ancora di più valorizzano la cultura della montagna e fanno conoscere il modo di andare in montagna ai turisti che si avvicinano a noi. Ecco, bisogna stare un pochino più uniti per far sì che il futuro sia roseo anche per la montagna. Mi richiamo a Don Tarcisio ancora, mi ha fatto effetto quando ha raccontato quest'ultimo aneddoto in cui diceva: ma qua Cleulis era pieno di prati, adesso il bosco li sta mangiando, non ce ne sono quasi più. E allora prima i prati e poi le persone, bisogna riflettere su queste considerazioni che sono dei flash che vengono detti, ma poi che il tempo sicuramente insomma sono aspetti importanti su cui bisogna ragionare, su cui bisogna pensare, su cui bisogna riflettere per cercare di far sì che il futuro della montagna sia ancora al centro del turismo regionale, ma soprattutto della cultura della nostra società attuale. Detto questo, prima di passare alla consegna dei premi, volevo ringraziare anche Riccardo De Infanti, che è vicepresidente del collegio regionale di Ravascletto, che è venuto qui con me oggi per presenziare a questo evento, e volevo anche portare i saluti di Alessandro Pandolfo, che è il presidente dell'Associazione dei Maestri di Sci. Ringrazio e passo la parola a Manuela. E noi ti ringraziamo. E a questo punto, per velocizzare sempre il tutto, però vedo che adesso insomma adesso è là di giù a paluce come è andata giù a paluce. Ci rilassiamo un pochino tutti, un pochettino, e a questo punto passiamo alle premiazioni. Le premiazioni che Olivo ha diviso in 3 parti. Allora io inizierei proprio con lui. Vieni Olivo vicino a me, perché abbiamo un filo che ci costringe a rimanere qua. Ecco, allora lui ha voluto iniziare con i pionieri. Io cedo la parola a Olivo e andiamo avanti con i pionieri. Vai. Ecco, purtroppo, non so se è causa il tempo e via dicendo, ma ci sono state alcune deficienze che non sono potuti venire. Quindi premierei per primo Punta il Vinicio, classe 1932. È presente Vinicio? Non è presente neanche lui. Punta il Giuseppe doveva essere la figlia, perché lui è in Malga, ma la figlia non la vedo, di Beppo. Gerin Aldo, è presente Gerin Aldo? Finalmente Gerin, pioniere del biathlon. Ecco qua. Allora ho fatto un quadro raffigurante
Gerin quando era più giovane e che sparava molto bene. Grazie Gerin. Poi finalmente dopo anni che non lo vedevo è arrivato a Cleuris Gortana Lelio, classe 1952, amico mio di battaglie fatte con gli sci stretti. Quando siamo stati in squadra, si è stata 61. Gli consegno un quadro che ricorda Dove eravamo qua? dove eravamo, a Moena. A Moena. Va bene, 62. grazie. 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 Per quanto riguarda i pionieri, Punta e Giovanni non lo vedo, ma chi di Cleuris se lo sa che sono là. Hai vorran paura da musica veniu. E sono schiampati tutti. Sandro Sandrini manca e quindi terrò i premi a loro e li consegnerò in separata sede. Quindi passo la parola a Marco. Noi, ecco, Presidente Marco del Zotto, pronto per la premiazione dei campioni non maestri. Ecco, a te la presentazione. Ecco, è un riconoscimento che il Collegio Maestri di Sci del Friuli Venezia Giulia vuole dare a queste 6 persone che non sono diventate maestri di sci, ma che sicuramente hanno contribuito in modo fondamentale a far parte della storia dello sci di cui dicevo prima. Premia insieme a me Riccardo De Infanti, vicepresidente del collegio, e come primo premiato chiamo Roberto Primus, uno dei più grandi atleti azzurri dello sci di fondo degli anni 80. Roberto? Non c'è. Ecco, era prima, allora Olivo consegnerà il premio a Roberto. Come secondo premiato, ma credo che non ci sia neanche lui, il riconoscimento va a Gervasio Puntel e consegniamo lo stesso a Olivo. La sorella di Olivo, mancata pochi anni fa, la presenterei così come una storia singolare, invece di finire nella nazionale dello sci di fondo finisce in quella di calcio. Ecco, la ricorderei così, Giacomino. Ecco, Manuela vuole dire 2 parole su Giacomina. Beh, io mi permetto di aggiungere 2 parole su Giacomina. 2 parole che vengono dalla mia conoscenza personale con Giacomina, perché a casa nostra in via del Bosco Giacomina era di casa, lei veniva a allenarsi con noi quando era una sciatrice e quello che voglio dire non è che Giacomina non ha fatto lo sci, ha fatto il calcio, facendo parte poi della prima assoluta nazionale di calcio femminile, perché lei è stata una delle prime nella rosa, giocatrici della squadra rosa azzurra italiana, quindi è una cosa incredibilmente unica. Ma lasciamo perdere il calcio o lo sci, io quello che voglio dire è che il modo di vivere, il modo di essere, la volontà, la determinazione di Giacomina, io ero un pochino più piccola di lei, mi ha comunicato qualcosa quando veniva a casa, perché lei aveva sempre voglia di fare, era sempre pronta a fare, era una ragazza che, a me piace dire questo, faceva staffetta, perché noi qui in questo territorio, in un modo o nell'altro, abbiamo fatto staffetta tra di noi e in particolar modo le donne in quegli anni erano staffette poco conosciute, perché erano poche le donne che facevano sport in generale, al di là dello sci o del calcio. Beh, lei è stata una di quelle che ha portato il primo testimone del primo pezzo di staffetta, assieme a altre 2 signore che sono sedute là in fondo, con le quali noi più giovani abbiamo continuato a fare staffetta, perché se loro erano lì a faticare lo potevamo fare anche noi, se loro lì erano lì a gioire lo potevamo fare anche noi, e questa è una delle
delle bellezze di insegnamento che mi ha lasciato nel cuore Giacomina. Questo lo volevo dire, lo volevo condividere con voi, con la famiglia Olivo, perché Giacomina per noi è la Jacques e la Jacques rimane per sempre. E adesso il quarto riconoscimento va a colei che ha avuto il merito di essere la prima fondista donna della Aldo Moro, Giovanna Ortis. Devo dire due parole, non posso non dire. Un po' fermati qui, Ivana, venga. Allora, io quando, adesso abbiamo sto tavolo in mezzo, ma abbiamo il microfono che è corto. E quando io dico alla gente che viene a trovarci, no, ma Paluzza è un paese un po' strano, un po' particolare, un po' simpatico, un po' antipatico, però state pur certi che dove andate a far spesa trovate un campione. Perché quando andate a far spesa, per esempio in macelleria, trovate una campionessa italiana. Cioè perché a Paluzza sono tutti bene o male che hanno scelto, ma Vanna è stata una la prima, non so se prima loro o prima la Vanna, comunque una delle pochissime campionesse italiane di allora, del Friuli Venezia Giulia, non c'è Vanna? 64-65. Ecco, quindi voglio dire, quando adesso noi andiamo in negozio e vediamo Vanna, noi non vediamo quella che sta dietro il banco, vediamo sempre la nostra campionessa. Grazie per aver fatto staffetta con noi, Vanna, perché ogni volta che ci va a fare la spesa tu non dai a me la roba da mangiare, ma ci dai anche sempre, c'è vai, c'è stai, c'è veso fatto, ci sei allenati o c'è mutese come. E questa è la staffetta della nostra terra, del nostro territorio, e questa è la nostra Vanna. Grazie. Vanna. Pluricampione mondiale master di sci di fondo, Giampaolo Englar. Ah no, due parole, posso? Sì, ormai un po'. Allora, se avete bisogno di un pittore, qui c'è un pittore mondiale. Cioè, come master ha vinto tutto quello che c'era da vincere, non c'è nient'altro di più da vincere, però voglio dire, per noi è anche lui un pezzo, sì, dello sport importante, però quando siamo a casa, lui è, io lo presento sempre come japonese un Olympic, perché a me come se fosse Olympic, no? Là è da Giampaolo a Englar e lui è il migliore, dici sempre così. Ecco, è bello questo, al di là della grande vittoria sportiva, poi è bello anche, almeno io lo considero tale, vivere le persone anche nella loro professionalità, ed è un orgoglio infinito dire che nel tuo paese, se vai a comprare qualcosa trovi la campionessa, se hai bisogno di un professionista che sappia sistemare casa in maniera perfetta c'è Giampaolo. Ecco, però io a Giampaolo adesso, siccome lui è il più fresco, è il master, però al di là di Giorgio qui dentro è il più fresco di competizioni. Hai appena vinto Giampaolo, sei appena tornato da questa stagione dove hai ulteriormente vinto. Ecco Giampaolo, qual è il tuo, soprattutto la tua voglia, sei master, il tuo modo di fare sport a quest'età, che è un'età diversa da quella dei giovani? Ma diciamo che diventa poi un'abitudine, una necessità di vita, una scelta di vita, e questo ti spinge a continuare, anche se i risultati adesso quando faccio le gare un po' più fuori dalle categorie cominciano a essere un po' più scarsi. Ecco, la modestia è la dote numero 1, l'umiltà è la dote numero 0, quello che viene prima, perché l'avete sentito, lui è meraviglioso, però lui assieme alla sua compagna hanno raggiunto le vette più alte nel loro sport, cioè qui parliamo di Norvegia, di russi, di tedeschi, cioè qui li abbiamo battuti tutti, ecco, quindi non è poco, no? Grazie Giampaolo. Grazie.
e non poteva non essere premiata anche la pluricampionessa mondiale master e straordinaria insegnante Luigina Menean. Due parole. Io lascerei a Luigina. Complimenti Luigina. Luigina è stanca, quindi velocemente, però Luigina la tua parola è importante, perché per me è anche bello dire che in una coppia due atleti di così grande livello non è facile che tutti e due si possano esprimere in questo modo, oppure nasce una sinergia, un modo particolare di vivere prima la vita e poi lo sport. È vero, perché noi la nostra vita affettiva, di coppia, si completa con lo sport. Noi pratichiamo insieme da tanti anni e lo facciamo molto volentieri ed è una cosa che ci unisce. Ecco, quest'anno, ma quante medaglie avete vinto insieme? Avete fatto il conto? Beh, Giampa abbiamo perso il conto, io ne ho vinte poche perché ho iniziato, non mi ricordo. Non mi ricordo, non esiste! La più bella allora, dai. La più bella è stata la prima in Canada, ho vinto l'oro nella 30 e quella la ricordo. Perché si ricorda quella lì? Perché è la prima, il primo oro. E io credo che lei come insegnante, visto l'equilibrio di famiglia e visto anche l'emotività che Luigina ci fa percepire, possa insegnare sicuramente in modo migliore i valori soprattutto che ci sono dietro lo sport ai ragazzi e alle ragazze, ai nostri piccoli e alle nostre piccole. Sì, è vero, sono insegnante anche di educazione motoria. Allora, grazie Luigina, grazie e complimentissimi. Ecco, grazie Luigina. Adesso noi abbiamo la premiazione dei campioni atleti protagonisti. Però qui c'è scritto Manu nella scaletta, però io cederei la parola perché io non voglio condividere meglio con voi, perché sennò parlo solo io, non è giusto. Vieni qua, Olivo. Ecco, allora tu mi aiuti o io ti aiuto, no? Tu aiuti la madrina, io aiuto Olivo. Però insomma, qui è difficile cominciare con questo. Come cominciare? Bisogna iniziare col più anziano. E chi può essere il più anziano di questi se non Tana di Centa? Classe 1927. Vieni Gaetano che ti interroghiamo. Sì, ma che sta lì, non può dire che sta lì, che non rivenga a comunicare. Allora, dici qualcosa, cosa ti è sembrata questa giornata per te? Dopo tanti anni vissuto di sport e di manifestazioni, questa giornata di Cleules, c'è chiesa sembrate? È una cosa che sei partito così per premiare più o meno tutti e io se sono il più anziano va bene. Esco dalle vesti di figlia e mi metto nelle vesti di curiosa. Io direi che, forse siete d'accordo anche voi, al nostro vecchio qualcosa dobbiamo chiedergli, no? Ecco, allora, no, c'è vino da dire ai fruits, ai giovani, a fruttes, c'è vino da dire, c'è hanno da fare, c'è strade hanno da chiappare. Sì, ma dipende, comunque, bisogna prima di tutto che avevi il sacrificio per fare sport, bisogna far dire. E allora sai, c'è tanto male che farlo fare i frutti. Perché ne sono abituati tanto a lavorare, ai giovani, ma dopo i mole. Invece lo sport, al praticamente, faccia capire, no? Più io quanto. E ognuno vuole presentare, abbiamo masse giochi, senza far dire. Per me fare sport sul serio bisogna fare fatica e avere passione, non sai che passione. Sarà una passione, è nera. Quindi bisogna avere la passione se no è
Allora, un attimo che c'è un passaggio particolare, un attimo. Il nostro Tane che ha un anno di meno, io ne ho 91, fatto ancora fare lo sci. I sci di fondo hanno 91 anni, bisogna avere passione, volontà, spirito di sacrificio, essere sempre contenti e mai lamentarsi. Bravo. Beh, credo che da queste parti la passione sia di casa, veramente. Adesso, continuando il nostro elenco, Olivo, tutto a posto? Sì. Bene. Alle donne. Mario Bellina. Mario Bellina. Mario Bellina è con noi. Olivo. Mario Bellina è con noi. Mario Bellina, sì. Detto Manfroi. Falcano lei. No, mi falcano lei. Allora mettimi in banda che li Manfroi, E come lo dice, lei che sta qui, il prossimo. Vediamo un po' se c'è. Sì, c'è Marino. Marino Maier. Marino, venga. Allora, prima gol. Attenzione che io la storia con Marino che la devo raccontare perché è molto bella. Allora, presentalo. Io sono veramente orgoglioso di poter premiare Marino. Marino non si ricorda, ma nel 1975 c'è stato un campionato italiano di marcia in montagna a Tarvisio. È un aneddoto che può sembrare semplice, ma qualifica molto quella che è la storia agonistica e la classe e la forza di Marino nel campo della corsa in montagna. Io credo avevo qualche primavera in meno di Marino e siamo arrivati nella frazione di salita tutti e due alla Val Galussari assieme, al che come a volte accade che uno un po' giovincello crede di poter sopraffare quello un pochettino più anziano. E allora a Val Galussari ho detto aspetta che questo qua è un po' più vecchietto, cerco di fargli le scarpe. Non l'avessi mai fatto. Al primo attacco che ho fatto Marino è partito come una furia e dalla Val Galussari alla chiesa del Monte Lussari mi ha rifilato quasi un minuto. Naturalmente io non lo conoscevo, non sapevo ancora che era un grande campione e sono andato alla ricerca intanto per congratularmi e poi per conoscerlo un po' meglio. Quando gli sono arrivato vicino, il Monte Lussari non era così moderno, attrezzato turisticamente come adesso, c'erano ancora le stanghe di legno. Bene, Marino era già appoggiate sulla stanga di legno, che si stava facendo la sigaretta di trinciato forte. Non ho fatto in tempo a dargli la parola che si è fatto la prima boccata di fumo con grande soddisfazione, a riempire i polmoni e l'ha buttato fuori. Io ho capito che lui era un grande campione e che io non ero nulla pur essendo arrivato sul secondo. Complimenti Marino, bravissimo. Enzo Maieron, detto Stagni, è arrivato? Non era, allora mettiamo via. Muriano Luciano e Chiarmanche. Mettiamolo via. Andiamo alle donne. Punta il Sara. Emma Sara. E vi date anche i fiori. Allora la Sara ha parlato Luigi Maieron, ha detto tutto il suo curriculum, la che si allenava, cui era il suo allenatore, il Gervasio, e quindi lei conosce tutto il circondario di Cleunis, perché ha lo strato dappertutto.
Consegnategli anche il bouquet alla Sara. Questo non c'è. Il numero 7 non riusciamo a leggerlo, è difficile questo numero 7. Io lascerei... Alla fine meglio. No, sì, alla fine, va bene. Quasi alla fine. Poi abbiamo Venanzio. Solena America e Canal Beni con segnalina parte. Adesso è della Pietrapaola, non c'è, e quindi passiamo all'Olimpionica Divina. Manuela Vicenta, chi la intervista? La intervisto io, Manuela Vicenta. Allora Manu, sono stato a casa tua. Manu, sono stato a casa tua, ho visto, sei una regina veramente olimpionica nella tua casa, ma io vedo che ci sai fare anche fuori casa. Hai accettato l'evento di Olivo, hai contribuito a questa festa e quindi io ti devo ringraziare e ti devo fare onore in questo convegno. Grazie Manu, sei stato grande. Dici qualcosa. Olivo, io questo momento me lo godo veramente tanto perché sono una maestra di sci, ma io ho veramente apprezzato in questa tua idea di voler ricordare, valorizzare, far conoscere questa categoria, questo mondo di persone, professionisti che hanno studiato per insegnare agli altri, soprattutto ai piccoli, come si fa non solo una professione, ma come si fa a portare avanti, a crescere, a innalzarsi nel sciare meglio. Che non è facile, facile che sciare no, ma è difficile. E allora i maestri di sci hanno un compito delicatissimo perché devono essere bravi a insegnare la tecnica, devono essere bravi a conoscere la persona, devono essere bravi a comunicare come tutti i nostri maestri e come tutti i nostri tecnici di sci, da Aula, da Gaetano, da Giampa, Giancarlo Nolè, da Sara, da Teretta, da tutti. Ai piccoli il biele, la passione di rotolarsi, girarsi e voltarsi sugli sci. Allora quando tu Olivo sei venuto a casa mia e mi hai detto ne robe da fare, chi non sai c'è molto, io dico, gli hai detto tutto ciò che puoi fare e tu vedrai che al fagiare. Ecco, allora sono io che ti ringrazio per aver messo questa piccola grande pietra miliare nel aprire un panorama di riconoscimento, di pensiero alla storia, al presente e al futuro degli insegnanti nel mondo dello sci, dei maestri, che sono quelli che hanno il patentino, ma sono anche quelli che in anni passati o non avevano i soldi, perché anche questo, o non ne avevano comunque le possibilità di raggiungere il patentino, ma hanno insegnato ai nostri bambini e alle nostre bambine con un patentino del cuore. Ecco. E oggi ricordiamo in modo particolare questi, noi che siamo qui e che lavoriamo e che facciamo, ricordiamo quelli che ci hanno comunicato la passione, l'insegnamento etico del gesto e etico del cuore. E io allora ti ringrazio Olivo perché tu mi hai dato la possibilità di condividere questo momento che è importante. Quindi il grazie te lo devo io a te. Grazie. Grazie perché alla mamma. Ho i fiori e io ho le fiori. In questo contesto non poteva non mancare il fratello di Manuela, Giorgio Vicenta, che a Torino ci ha fatto impazzire. Giorgio, vieni con noi. Bravo Giorgio. Allora, sono curioso
curioso, Giorgio. Allora mi devi spiegare com'è questo connubio adesso tra i carabinieri e la forestale. Dove ti trovi bene? Dove ti trovi bene? A Auronzo o in Val Gardena? Allora, non sono ancora l'effettivo Auronzo, però devo dire comunque mi trovo bene ad Auronzo, sia perché è vicino casa, sia perché abbiamo spostato il nordico dalla selva di Val Gardena e abbiamo portato a Auronzo, quindi fondo, biathlon, salto combinata sarà tutto nella caserma di Auronzo. C'è solo da tirare le orecchie alla forestale perché ha lasciato un po' andare la struttura un po' negli anni, non è stata dietro a tenerla bene. E noi quindi dobbiamo rimboccarci le maniche attraverso l'arma dei carabinieri e tornarla a portare al più presto lo splendore, esatto, a tornare a portare al più presto lo splendore che era prima. Chiaramente mancano i fondi, ma spero che in qualche anno insomma sistemiamo il prima possibile. E dopo un'altra roba d'oglie, che tu sei spidoglia di chiesa, da Auronzo tu arrivi a Sprinche a Selva. È vero? Sì, insomma, in onore ai 20 sono lì, però l'importante è che nel futuro riusciamo a dare vita, a dare manforte ai giovani. Purtroppo abbiamo perso comunque un corpo forestale di Stato, una possibilità in più per i ragazzi, perché io ve lo dico, alla fine di 2 corpi ne resterà uno solo e quindi è una possibilità in meno per i ragazzi. E questo è un peccato perché io quando ho la possibilità di parlare ai generali a Roma dico sempre arruolate più ragazzi nel mondo sportivo, perché comunque resteranno sempre buoni militari, ne arruoliamo di più, ne scartiamo di più, ma diamo la possibilità a questi ragazzi al sogno che perseguono con grande difficoltà anche da parte delle famiglie, sempre a sostenerli economicamente. Sono orgoglioso della tua presenza di oggi insieme alla Manuela. Ci avete messo quei 5 cerchi olimpionici in un convegno. Nessuno li ha, solo Cleulis. Zotto, dici 2 parole. Vabbè, insomma, io mi unisco ai ringraziamenti a Olivo, ma anche insomma, alla presenza di persone che sono importanti per il mondo dello sport e soprattutto che sicuramente sono un punto di riferimento per i giovani e per il futuro dello sci italiano. Bene, adesso abbiamo un ultimo premiato che penultimo. No, Pittin Alessandro non c'è. Ah, ok. Ah, no, va bene. No, io leggevo l'ultimo qui in scaletta io non lo conosco. Non so chi sia, ma non so se c'è, non è venuto, vero? A me dispiace molto perché i veri oggi insomma dovevano esserci. Insomma, sì. Ecco, questa è veramente una delusione perché c'è il presidente regionale del collegio. Poi tra l'altro mi risulta che abbia anche voluto tanto questa riunione, questo convegno, questo riconoscimento ai nostri giovani, ai nostri anziani, a chi ha fatto la storia e chi deve continuare. Diciamo che gli manderemo una letterina, no? Ecco. Quindi gli manderemo questa letterina al signor Olivo Punter. Consegnatelo tutti insieme perché ecco io grazie Olivo, grazie.
Così. Vediamo anche. Ad Olivo diamo anche il gagliardetto dell'area 12 Friuli Venezia Giulia del Panel Internazionale, che è una cosa che si dà particolarmente a degli eventi veramente speciali, non è una cosa che consegniamo mai in situazioni molto normali, ma questa è una situazione particolare. Posso aggiungere ancora una cosa molto rapidamente, anzi due cose ma brevissime. Voi sapete che avrete sentito che il Panel Internazionale ogni anno dà dei riconoscimenti particolari. Quest'anno c'è sempre una commissione che verifica a livello regionale tutte le attività che fanno dirigenti o atleti. La persona di Punte l'Olivo fa parte di una serie di persone che sono state indicate per essere il personaggio Fair Play anno 2017. Sapremo se sarà lui o sicuramente, se non lo sarà, comunque persona meritoria di essere arrivata quasi in fondo a questa classifica. Comunque a dicembre ci sarà una manifestazione importante a Tarvisio proprio che consegnerà questo riconoscimento. Olivo Punte fa parte di una terna di persone che ovviamente saranno destinate a ricevere questo riconoscimento. Eccolo là. Al signor Sindaco, che desidero ovviamente ringraziarlo per l'ospitalità e soprattutto per la benedizione che ci ha mandato gratuitamente qualche minuto fa, e anche a lei grazie. Le lascerò questo crest di ricordo di questa giornata, che è stata veramente una giornata splendida. Grazie a voi tutti come Panaclo, spero di rincontrarvi presto e soprattutto in campi di gara, che sono un po' quello che noi veramente interessa, è casa nostra. Grazie a Manuela Vicente e grazie a Giorgio Vicenta per la presenza. Olivo, prima di dire cosa facciamo dopo, se sei d'accordo, ma lo sei sicuramente, e anche voi, vorremmo ringraziare le persone che ci stanno qui dietro: Walter, Paolo, Massimo e Claudio. Professor Massimo, che tutti conosciamo, dell'orchestra della RAI. Massimo, grazie per essere sempre con noi, grazie a tutti. E a questo punto, Olivo, a te per concludere e salutare a tuo modo. Allora io concludo, è stato un impegno un po' faticoso perché ho le gambe che giocano brutti scherzi. Io, come sapete, sono portatore di entrambe le anche, più un ginocchio artificiale, quindi quando sto in piedi parecchio tempo mi iniziano a formicolare e quindi ho la circolazione. Ma nonostante questo io vi dico cosa ho fatto stamattina, perché con i giovani charterins di Cleules hai chiappato l'impegno. Se io vado a Scink e chi era tutto un ledanar Chiques da perdut, Chiartes, Pirons, Sedons, tutta bassa, 3 ore a metà su il capanone. Hai finito a svolte miece. Su a fare una doccia fredda, cambiamo e veniamo. Questa è stata la giornata. Quindi non mi arrendo, continuo ad andare avanti e grazie a voi che riesco a fare questo. Grazie per essere stati con noi e ci vediamo alla prossima mia idea.
Thank you.